Dopo la festa pagana di Halloween c'è quella religiosa del 1° novembre, tutti i santi che precede la giornata dei defunti. Solo questo mercoledì però è festiva in Italia, non domani, giovedì 2 novembre. La festa di ogni santi viene celebrata l'1 novembre nella Chiesa Cattolica e da alcuni riti protestanti. Se il vostro nome non ha un santo corrispondente nel calendario, oggi è la giornata migliore per festeggiare, ci sono tutti. Il Papa recita l'Angelus a mezzogiorno, per la Chiesa è una festa di precetto, cioè una solennità in cui i fedeli sono tenuti all'obbligo di partecipare alla messa. Il nostro territorio confonde le due cose. Per noi i morti iniziano il giorno l'1 e finiscono il 2. Non c'è la festa di tutti i santi come liturgicamente è ricordata, e questo è anche un bell'aspetto, perché in quella visita ai cimiteri che inizia anche il giorno 1 c'è un riconoscere una santità che non è quella canonizzata, ma è anche di quelli che hanno vissuto la loro semplice vita, la loro esistenza con quelle virtù naturali, e quindi collegare la memoria di quei santi che riconosciamo canonizzati sugli altari o nelle biografie, riconoscere anche una santità che è quella del vissuto quotidiano. Allora la visita al cimitero diventa anche un pellegrinaggio. È una dimensione legata alla duplice realtà. La duplice realtà legata alla fede cattolica è quella della tradizione. La fede cattolica che vede nella morte il passaggio e quindi un momento di riflessione proprio legato alla passione, alla morte e alla resurrezione di Cristo, è il momento tradizionale che ha visto nel tempo maturare diverse tradizioni in tutte le realtà d'Italia, della Sicilia e della nostra diocesi in maniera particolare. Il tradizionale ricordo della festa dei morti con quell'attesa che i morti dovevano portarci il regalo era un momento particolare nel quale si collegava la vita che vivevamo con quella vita che era stata vissuta, un legame con nonni, zii, parenti che ci avevano preceduto, e pur sapendo, crescendo, che i genitori ci stavano prendendo forse in giro, ci piaceva sapere che quel giocattolo, quel ricordo ce l'avevano portato i nostri genitori, ma nella memoria e nel ricordo di quel nonno che non c'era stato più. Sarà il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo metropolita di Agrigento, a celebrare domani 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti, la messa alle 10 al cimitero di Buonamorone e poi alle 16 nel Camposanto di Pianogatta. E sempre ad Agrigento, in occasione della ricorrenza di tutti i santi e della commemorazione dei defunti, l'assessore comunale alla Polizia Municipale e Servizi Cimiteriali Gabriela Battaglia comunica che dalle ore 7 alle 19 verrà rimodulato il traffico motorizzato della via Demetra, della via Pindaro e della via Antonino Gramsci. La via Demetra verrà chiusa al traffico veicolare a eccezione dei servizi pubblici d'emergenza e di polizia. Nella via Pindaro verrà attuato il senso unico con direzione di marcia da via Panoramica dei Templi a via Demetra con divieto di svolta a sinistra per quest'ultima. Nella via Antonino Gramsci senso unico di marcia con direzione via Demetra e via della Vittoria con sosta in ambo i lati. E da oggi al 5 novembre verrà inibito l'ingresso delle auto nel piazzale del cimitero di Buonamorone con divieto di sosta con rimozione.